Il 2016 si chiude come un anno da record per Solidarietà Veneto, principale fondo di previdenza integrativa regionale partecipato da lavoratori ed imprese. Miglior crescita negli ultimi 9 anni con più 4% e 51.340 iscritti. Quello da poco concluso è il quinto anno consecutivo con rendimenti positivi. Il patrimonio gestito supera il miliardo, in aumento dell'11% nel 2016. Ma il fondo continua l'attività di investire risorse sul territorio. Finora 70 milioni sono stati destinati a partecipazioni nel capitale o in titoli di debito di aziende del territorio, in particolare nel campo delle infrastrutture. Ma i margini di crescita sono ancora notevoli, come spiega il presidente Andrea Tomat. Il fondo nasce per offrire un servizio aggiuntivo. Lavoratori e imprese si sono messi assieme oltre 25 anni fa proprio pensando all'opportunità di dare un servizio aggiuntivo ai lavoratori, gestire il risparmio, che è una componente importante per la fase normativa del proprio percorso di vita. Bene, questo lo percepiamo tutti un valore particolarmente gradito alle persone, assieme alla previdenza sanitaria, è uno dei capisaldi di un welfare avanzato in tutte le società. Ecco, noi in questo momento possiamo dare qualcosa di qualitativamente più avanzato e vorremmo farlo, lo stiamo già facendo nel Veneto, con uno schema virtuoso che eroga quest'anno 50 milioni sul territorio per ritorni alle persone che appunto cominciano a fruire del rendimento del fondo, investendo 70 milioni di euro complessivamente in attività dedicate al territorio, in equity di imprese, in bond territoriali, costituendo di fatto quel servizio che fa sì che il welfare territoriale del Veneto si elevi. Bene, tutto questo non può che diventare anche un sistema attrattivo territoriale, un sistema di marketing territoriale per attrarre quindi competenze, nuove forze in uno sviluppo demografico che ci auguriamo possa portare giovani promesse, giovani imprenditori, giovani manager, giovani professionisti a vivere, ad abitare, a popolare quest'area.